sono conti che si possono fare, bisogna vedere la bontà del conteggio. D'altro canto si può anche dire che avremmo potuto fare molte cose in maniera diversa e che questo probabilmente avrebbe potuto risparmiare tante vite e tante sofferenze e tanti anche problemi economici. Sta di fatto che noi siamo stati travolti da questo virus, credo che tutti si siano impegnati al massimo per fare il meglio. Non entra nel merito della vicenda, ma auspica non si abbandoni il metodo scientifico l'epidemiologo veronese Massimo Guerriero, guardando l'inchiesta della Procura di Bergamo sui presunti ritardi dell'istituzione di una zona rossa a Nembro e Alzano, epicentro del virus, per cui è finito sotto inchiesta anche l'ex premier Conte. 3 anni fa la pandemia era nel pieno della sua forza letale, oggi lo scenario è tutt'altro, calano ricoveri e contagi, ma soprattutto i decessi, sotto la soglia dei 50 al giorno in tutto il paese. È chiaro che chi non è vaccinato sarà continuamente esposto a questo virus che, sottolineiamolo, non sparirà, cioè avremo a che fare con il virus anche l'inverno prossimo, evidentemente. In Veneto più di un ottantenne su due non ha la quarta dose, eppure, dice Guerriero, l'attenzione va tenuta alta. Le curve dalla Cina, dove l'immunizzazione è stata poco efficace, parlano chiaro. Cina di nuovo alla ribalta per un report dell'FBI americana che torna a suggerire l'ipotesi di un virus partito da un laboratorio, ma anche qui la scienza invoca cautela. Già prima Pechino era chiusissima, figuriamoci se adesso si riesce ad avere qualche informazione aggiuntiva o che l'FBI riesca a ottenere informazioni aggiuntive per poter dare una notizia che sarebbe pesantissima, ovviamente. E questo nel giorno in cui la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha approvato un ulteriore aggiornamento del piano di sanità pubblica che consente alle strutture sociosanitarie di rivedere le modalità di accesso. Aumentano anche i posti letto Covid stabili, questo significa liberare postazioni per i ricoveri ordinari.